Diciamo che il Green Pass, io essendo che sono sempre in giro, mi trovavo male a pranzo, a cena e quindi con, con l'autunno che arriverà fuori non si fa fatica a mangiare, quindi Quindi l'ho motivi fatto. molto pratici. Esatto, motivi pratici. Le vie che portano al vaccino sono infinite e dove si pecca di convinzione arriva una dose di realismo. Francesco, giovane autista, ha così scelto di vaccinarsi all'Open Day allestito in municipio a Paderno per quell'area pedemontana che resta tra i territori più restii all'immunizzazione. Il bilancio per l'ULSS è complessivamente buono, un centinaio le persone vaccinate solo nella mattinata. Ci aspettavamo anche di non avere una grande risposta di pubblico, invece la gente sta rispondendo bene, sta venendo a vaccinarsi e quindi siamo molto molto contenti. Questa mattina sono venute diverse donne, per esempio del Nord Africa, a piedi con i relativi ragazzi minori. E a proposito di minori, i più giovani con rispettivi genitori sono stati accolti da 2 pediatre di libera scelta che parlano di una risposta positiva anche in vista dell'avvio delle scuole. Io non ho visto grossi risentimenti, titubanze. I ragazzini forse hanno un po' paura del lago, però è una roba talmente veloce e piccola che non si accorgono neanche. Ai genitori più dubbiosi si rivolge la collega. Parlare col medico è la cosa più importante. Agevolo questo dicendo ai genitori dei miei pazienti, ad esempio, di chiamarmi, addirittura li chiamo io. Emblematica la storia di Egidio, colpito duramente dal Covid a Pasqua, 11 giorni di ricovero a Montebelluna. Dicevano qua ormai sei al limite, quasi quasi dovresti passare in intensiva, che gli ho preso abbastanza paura, però diciamo dopo per fortuna si è stabilizzato. Nonostante questo, magari perché guardando social sarà positivo o negativo, si legge di tutto e quindi ti vengono dubbi di tutti i tipi. Ho deciso di venire lo stesso, però diciamo non tanto a cuor leggero, un po' titubante, però alla fine ho deciso di farlo, insomma.